È stato individuato uno degli aggressori che lo scorso 10 agosto all'alba ha pestato un tassista 23enne rompendogli il setto nasale, 30 i giorni di prognosi. Si tratta di un kosovaro di 33 anni residente a Lido. È stato identificato dai carabinieri del nucleo natanti che ora stanno cercando i suoi complici. È stato lo stesso tassista a riconoscerlo dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il kosovaro è ritenuto il più violento del trio, ha precedenti per reati analoghi ed è stato denunciato per lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio. Più una denuncia per violenza privata aggravata perché, allontanandosi dopo il pestaggio, ha preso di mira un anziano di 77 anni che aveva filmato l'episodio con il cellulare e gli ha tolto il dispositivo di mano gettandolo in acqua, proprio per cancellare le prove dell'accaduto. Intanto i poliziotti del commissariato San Marco hanno fermato a bordo di un vaporetto 2 giovani borseggiatrici. Entrambe incinta sono state prima multate dal personale di bordo perché senza biglietto, poi accompagnate dagli agenti negli uffici del commissariato. A una delle ragazze con diversi precedenti per furto è stato notificato un provvedimento di esecuzione sospeso per la gravidanza e contestualmente formalizzata a suo carico la proposta di foglio di via obbligatorio. La seconda, invece, già destinataria di foglio di via obbligatorio del questore, è stata denunciata per averlo violato.